Benvenuti, sono Alberto Dattimis Maniago, sono titolare con la mia famiglia di questa azienda. Ci troviamo a Buttorio, 12 km a est di Udine, nel comprensorio DOC dei Colli Orientali del Friuli, uno dei comprensori di collina della nostra regione. Questa è una vecchia azienda, appartiene alla nostra famiglia dal 15 febbraio del 1585, anno in cui Lavinia Freschi di Cuccagna sposa Pompeo di Maniago. Quindi l'azienda arriva in dote. Azienda che non è mai stata venduta, mai acquistata, sempre passata in naturale successione. Qui a Buttorio abbiamo 112 ettari, di cui 86 a vigneto, predominanza di bianchi e anche un 25-30% di bacca rossa. Infatti bisogna ricordarsi che il Friuli è terra famosa al mondo per un discorso di clima e di territorio per i vini bianchi. Mediamente produciamo intorno alle 400-450 mila bottiglie all'anno. Non compriamo né uva né vino. Qui abbiamo molte bacche, molte varietà di uva. Di base lavoriamo di monovitigno, ovvero una pianta, una varietà ci dà un vino. Abbiamo le classiche varietà friulane, autoctone, quindi come bianchi parliamo di friulano, quello che una volta si chiamava Tokai friulano, ribolla gialla, malvasia da malvasia istriana. Come bacche rosse abbiamo il refosco dal peduncolo rosso, lo schioppettino, il tazzelenghe, il pignolo. Due vini dolci, due uve per fare i vini dolci, tipicamente friulane, il verduzzo friulano e il picolit. Abbiamo poi delle bacche che sono quelle arrivate in Friuli a metà del 1800, quindi diciamo di importazione francese, ma ormai perfettamente ambientate nella nostra regione. Come bianchi parliamo del Sauvignon, dello Chardonnay, del Pinot Grigio. Soprattutto il Pinot Grigio che si fa in Friuli, qui ha una sua prima patria. Come bacche rosse abbiamo il Merlot, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Pinot Nero. A completare la gamma dei nostri prodotti abbiamo due uvaggi, il rosso lo chiamiamo Vignaricco, composto da Cabernet Sauvignon, Merlot e un po' di schioppettino, ovvero il classico taglio bordolese Merlot Cabernet Sauvignon e un po' di schioppettino per dargli un tocco di friulanità. L'uvaggio bianco lo chiamiamo il Ronco Broilo. Abbiamo Chardonnay Pinot Bianco interamente passato in barrique e fermentato in barrique. Abbiamo anche uno spumante metodo Charmat a base di ribolla gialla, anche questo un prodotto molto tipico e classicamente friulano. Io vi ringrazio e spero di avervi presto nostri ospiti qui a Buttorio per farvi toccare con mano quello che è la nostra azienda. Passo quindi adesso la parola al nostro enotecnico, il dottor Francesco Spitaleri.